rocambolesca. Ma perché, scusate, io allora, ero distratto dal far vedere il premio qua in diretta su Facebook. Siamo in radio, Giuseppe. Appunto, dico, ero distratto, non vi seguivo. Non è TV, ma la cosa, devi capire questo, devi entrare nell'ottica che siamo in diretta radio. Su Prima Radio. Su Prima Radio, cioè non Seconda Radio. Cioè prima, e già c'è il primo aneddoto da raccontare. Dovete sapere, sto parlando con chi ci ascolta, che questa mattina sono arrivati tutti agghirlandati con il papillon, la giacca nera, il fazzoletto rosso. La domanda che ho fatto appena li ho visti è stata: ma dove dovete andare? Abbiamo la trasmissione. Sì, ma la trasmissione è in radio, quindi non vi si vede in radio. Però poi mi hanno detto no, cioè ormai con i telefonini facciamo. Non è stato neanche questo, guarda, bisogna calarsi. Bisogna calarsi nell'atmosfera di Sanremo. Che sì, fra l'altro dico i vestiti, ringraziamo. Allora ci voleva una margheritina al posto del. Io posso fare un rosso. appunto su Sanremo. Ma appunto. Quest'anno Sanremo mi è sembrato poco. Come dire, mi è sembrato un po' carnevalesco. Mi è sembrato un po' carnevalesco. Ma il carnevale è mancato quest'anno, quindi, come dire, è stata un'occasione per celebrare le due occasioni, Sanremo e Carnevale. Ah, ho capito. Okay, allora, quindi, solo questo il fatto Sì, diciamo che è un Sanremo molto appariscente, si sta puntando molto all'immagine, un po' al trasgredire, alla trasgressione, piuttosto che ai brani, in un certo senso. Io non ho visto molto Sanremo, devo essere sincero. Io ho seguito soltanto. Hai visto tutto il brano di Orietta Berti? Orietta Berti, e devo dire, a costo di diventare impopolare, che mi è piaciuto tantissimo il testo, mi è piaciuto tantissimo l'arrangiamento, mi è piaciuta l'intonazione di Orietta Berti. Dico, molto spesso magari uno ha delle preclusioni per l'età o perché è un artista comunque già in stato di decomposizione. Maurizio, non sbagliare a parlare. Naftalina. La Orietta Berti ormai è diventato il simbolo. Però, secondo, dico, magari sarò un po' retro, questo è lo stile sanremese, cioè io questo è quello che vorrei, perché poi io farei, dico, lancio un'idea da Amadeus o chi seguirà negli altri anni. Secondo me bisognerebbe fare Sanremo a sezioni, nel senso i brani di Sanremo, poi vuoi aprire una sezione per trasgressivi? Per il rap, il trap, quello che vuoi. Cioè, secondo me è più giusto fare così. E fare varie categorie e vari vincitori? Sì, secondo me è la soluzione, perché è giusto che anche i giovani comunque seguono i loro artisti o i loro beniamini. La musica comunque è in continua evoluzione, per cui bisogna dare spazio alle idee anche dei giovani. Intanto ieri sera c'è stata la prima premiazione, la prima gara che è arrivata al termine. Noi siamo Gaudiano è stato tra i giovani, perché il nostro conterraneo non ha vinto. Poi c'è stato Davide Shorty che comunque sì. Davide ha ricevuto il premio Lucio Dalla, della critica Lucio Dalla, è arrivato secondo, comunque una bellissima affermazione. E comunque sul palco di Sanremo c'è molta sicilianità, dico, questo sottolineiamolo, attraverso Amadeo, attraverso Fiorello, attraverso anche Davide Shorty, dico sì, che poi molti dicono che attenzione, andare a Sanremo sia importante vincere, però è una vetrina, perché l'importante è quello che succede dopo la settimana dedicata a Sanremo, perché è un palcoscenico, un grande palcoscenico dove tu vai a presentare la tua musica, la tua immagine, la tua canzone. Se vogliamo fare solo degli accenni, Vasco Rossi è arrivato ultimo, poi è diventato il grande Vasco Rock, ma anche Zucchero non si è fatto mancare niente. Questa settimana abbiamo sentito anche noi in radio con Vincenzo Canzone un duo, due ragazzi di Rimini, i Dell'Ai si chiamano, sono stati esclusi dalla gara dei giovani, sono primi in un canale social per ascolti, quindi insomma l'importante è partecipare, veramente l'importante è partecipare. A proposito di premi, sì, anche voi siete stati premiati non in tono minore ma in tono che è quello dettato dalla pandemia, sì. Ne parliamo adesso, ne parliamo dopo? No, così ce lo togliamo di davanti. Ce lo togliamo davanti, così lo rimettiamo nella valigia. Allora, come dire, ci hanno scritto prima della pandemia per questa 14ª edizione dell'Oscar del Mediterraneo, che premio che solitamente viene dato comunque agli artisti o alle persone comunque si sono distinte in un anno, ad esempio solare o nell'arco della vita, per promozione della nostra terra, della Sicilia. Noi ci hanno premiato nella sezione, diciamo, folk, per essere innovatori della musica siciliana, ma questo premio, ahimè, è stato spostato più di 7 volte
ogni volta causa pandemia, poi una volta zona gialla, una volta zona rossa. O venite a ritirare il premio perché già è scaduto, quindi venite a ritirare, almeno lo spolverate voi, dico. Quindi, come dire, è un premio importante che in un momento come questo suona un po' strano ricevere un premio in un momento di inattività, comunque, però premia il lavoro fatto negli anni precedenti e come dire, ci rende comunque anche un po' di amaro in bocca, un po' di tristezza, perché ci sarebbe stata una bellissima manifestazione con tantissimi artisti, momento di condivisione, momento di scambio culturale. Quindi questo premio ci viene assegnato con una semplice fotografia dentro l'Accademia Siciliana, e oggi faremo una diretta alle 14:30 con l'Accademia, appunto canteremo un brano, e quindi proprio in tono minore sta passando così. Però arriveranno tempi migliori. Finirà tutto però questo, di sicuro. Ringraziamo, perché è un premio assolutamente. Ma noi facciamo una parlare, cosa, sì. Avete parlato di Orietta Berti, ce lo ascoltiamo. Ok. Anche lei un'altra dei protagonisti di Sanremo Giovani, e in questa settimana proprio le playlist sono state stravolte da questa ventata musicale che arriva da anche Sanremo. Di musica nuova, dico, ci sta. Ma pensa che sono 20 brani più 8 dei giovani, 28 brani che sono usciti tutti in un colpo solo, quindi no, anche di più. Guarda, scusa se ti contraddico, 26 sono i concorrenti di Sanremo, dei big, per cui sono molto di più, ma ci voleva una ventata di aria fresca, una ventata di musica nuova, diciamo, dopo un anno quasi di stare in silenzio, perché anche le case discografiche penso che sono state un po' ferme, non c'è stato tanto fermento, per cui che ben venga Sanremo sotto questo aspetto, e noi però vorremmo ricordare, sì, ad esempio, partendo da molto lontano, nel 1954, dove il vincitore mi sembra che sia stato Giorgio Consolini con tutta la mamma del mondo, quando sì. un bambino si stringono al cuore. C'è stato un brano che poi è diventato comunque un successone ed è stato cantato da tantissimi gruppi, da tantissime band, che era Canzone da 2 soldi, non so se te la ricordi. No, sinceramente questa mi mancava. Vediamo, sentiamo un po'. È una semplice canzone da 2 soldi che si canta per le strade dei sobborghi e risveglia in fondo all'anima i ricordi di una dolce spensierata gioventù. È una semplice canzone per il cuore, poche note con le solite parole, ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove, ripensando al tempo che non torna più. Si deve aprire piano piano qualche finestra da lontano, c'è chi si affaccia ad ascoltare e a sospirare. È una semplice canzone da 2 soldi che si canta per le strade dei sobborghi, per chi spera, per chi ama, per chi sogna. È l'eterna dolce storia dell'amor, è l'eterna dolce storia dell'amor.